Amici di Gazzetta Regionale, siamo con Pasquale Barba del Savio. Ciao mister, uscite sconfitti di misura 1-0 in questo primo turno playoff con la Torre e Teste, con una partita equilibrata decisa da un episodio, da una giocata per il gol di Coccia, però comunque questo non cancella il vostro percorso, eravate imbattuti da quando tu sei arrivato, perdete oggi insomma la prima partita, quindi penso che c'è amarezza ma anche soddisfazione per quello che hai fatto con questi ragazzi. Normale che a caldo dopo uscire dalle finali il commento non è proprio semplicissimo, tanto più che la partita è stata poi tirata, giocare fino all'ultimo. Il percorso dei ragazzi, hai detto tu, non sono io che devo rimarcarlo, l'ho rimarcato con loro, l'ho sottolineato, sono stati bravissimi. Al di là di quello che hanno fatto sul campo, ci hanno seguito dal primo momento, sono arrivati a giocarsi una partita con una squadra fortissima, e poi faccio i complimenti per tanti motivi, però non credo che abbiamo sfigurato, anzi siamo stati in campo presenti fino all'ultimo, loro l'hanno fatto, le due nostre occasioni che sappiamo che sarebbero state limitate purtroppo non l'abbiamo fatto e ad oggi andiamo a casa. Ecco, ci ha tenuto anche mister Isabella a sottolineare la bella partita che è stata, ti ha fatto i complimenti a te e a tutto il tuo staff perché ha detto che gli piace giocare queste partite contro un mister come te perché è stata una partita accesa ma c'è stata grande sportività fra le panchine, quindi ti voglio chiedere se vuoi ricambiare i complimenti del mister. Te l'ho fatti a prescindere, se neanche sapevo le parole del mister, quindi è bello giocarla a certi livelli, è bella pure vincerla. Quindi rifaccio i complimenti a loro, ma mi tengo i miei perché sono orgoglioso di quello che hanno fatto e di quello nel modo in cui hanno reagito nello spogliatoio. Quando lasci lacrime e disperazione dentro vuol dire che comunque abbiamo toccato le corde giuste, i ragazzi stavano con la testa al posto giusto. Grazie mister e in bocca al lupo. Buona giornata.